Il tram che attraversa regolarmente Mestre, Piazzale Roma con gli autobus che vanno e vengono come in una giornata qualunque, eppure è mezzogiorno e dalle 10 alle 13 ci sarebbe dovuto essere lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati confederali contro la liberalizzazione del settore che metterebbe a rischio un servizio essenziale per i cittadini. Fra chi aspetta l'autobus c'è chi non sapeva dell'agitazione. Non c'era sciopero, non lo sapevo. In teoria c'è uno sciopero, però pare che vadano. Anche io ho visto quell'autobus qua, pensavo che ci fosse tutto normale. Ma c'è anche chi sapeva dello sciopero e aspetta con fiducia. Lo so, vedo se riesco a prenderne uno. C'è molto chi aspetta l'autobus? No, sono appena arrivata, ma non so se arriverà l'autobus. Fra chi aspetta si osserva con sollievo che gli autobus non mancano. Meglio così, piuttosto che 24 ore, meglio che sia così. L'agitazione non ha avuto un grande successo. ACTV ha comunicato che nel settore automobilistico ha aderito il 35% di chi era in turno, 160 persone su 422. Il tram ha girato regolarmente. Nel settore navigazione ha aderito il 16,7% dei dipendenti in turno, 74 su 442, e in tutto sarebbero saltate una ventina di corse. Qualche disagio l'hanno avuto i turisti, come questa signora arrivata in Laguna da Perugia con 3 familiari. Se avevano detto che non c'erano i mezzi, noi non avremmo fatto un biglietto di 52 euro. Ci troviamo con una persona che non può camminare, per cui bisognava perlomeno dirlo prima. In occasione dello sciopero Legambiente attacca la Regione per un nuovo taglio dei fondi destinati al settore. Taglio di 15 milioni di euro ulteriori rispetto al 2011, che si sommano ai 15 milioni del 2010, parliamo di 32 milioni di euro in meno per finanziare il trasporto pubblico locale, le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Questo mette a rischio sia la mobilità dei cittadini e sia i posti di lavoro.